Cristian Ferrari, segretario generale CGIL Padova. Lei ha dichiarato si soddisfano gli interessi dei privati, si tace sulle risorse necessarie. Parliamo quindi del nuovo polo ospedaliero universitario che verrà appunto realizzato a Padova Est. Sì, diciamo una discussione tutta incentrata su un piano, diciamo così, della viabilità, della collocazione geografica, degli aspetti di edilizia e non si affrontano i veri due nodi. Uno, appunto, con quali risorse si farà questo ospedale? Perché il timore che abbiamo, il sospetto più che fondato, è che si voglia riesumare il modello galaniano di costruzione degli ospedali che tanti danni hanno fatto in questi anni. Qui parlo in particolare del progetto di finanza che consegna una grandissima rendita di posizione ai privati e un grandissimo peso finanziario sulle spalle dei contribuenti veneti e in particolare del bilancio per la sanità. Il secondo elemento è che non si affronta il vero nodo, stiamo parlando di una scelta di politica e di programmazione sanitaria. Nel frattempo la sanità padovana in particolare vive un lento e progressivo smantellamento, pensiamo allo IOV che viene indebolito a favore di altri territori, pensiamo alla gravissima carenza di organico, centinaia di infermieri e medici che sta mettendo tanto in difficoltà i servizi della nostra città. Pensiamo anche al fatto che non c'è lo sviluppo dei servizi sul territorio, che sarebbe quello il vero fronte di modernizzazione della nostra sanità. Detto questo, l'impressione è che in mancanza di un disegno complessivo di questo tipo, a prevalere sulla scelta siano più interessi privati di natura speculativa, parlo di interessi immobiliari e finanziari, più che l'interesse generale, soprattutto i bisogni sanitari dei cittadini.